Questa che ho in mano è la cartolina che è stata realizzata dal WWF. Citiamo anche il supporto del mensile Max, che ha dedicato l'intero numero di giugno a questa grande battaglia del WWF, lanciando poi la campagna contro la peste nera. Questa cartolina, che è indirizzata al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, è una cartolina che tutti possono firmare presso le sedi del WWF o presso i vari banchetti che vengono allestiti nei principali centri della costa, naturalmente. Paola Buioni, ecco, a proposito, qui a Santa Teresa dove si può andare a firmare e quindi a contribuire a questa battaglia del WWF firmando la cartolina contro la peste nera? Presso la nostra sezione ogni giorno e molte volte anche la sera abbiamo allestito un banchetto, però se ognuno di noi prende un foglio, si fa le copie, lo porta in giro, fa firmare amici, mi appello ai commercianti, alle discoteche, dove va tanta gente, ecco, diventa un tantam di raccolta firme. In una settimana abbiamo 1200 firme. Sì, io come responsabile del WWF intanto continuiamo a vedere delle immagini che si riferiscono alla manifestazione di stamattina. Mi voglio un attimo fare da parte anche per onorare Fulco Pratesi, il nostro presidente, e la delegazione del WWF e tutte le sezioni sarde, e voglio parlare un attimo della Corsica. Senza i corsi oggi non saremo qui, perché loro sono la nostra forza. Noi siamo i corsi della Gallura. I pescatori di Santa Teresa, di Bonifacio, ci hanno da 15 anni trascinato, e appena abbiamo un problema telefoniamo, non è che ci dicono cosa dobbiamo fare, però c'è ma organizzare e ma fa e ma vedere, con una dolcezza, con una calma, poi quando manco te l'aspetti salta una scintilla così. Pochi giorni fa io sono stata in Corsica assieme a una delegazione del WWF e del Comune, e abbiamo sentito che per loro non è una battaglia per l'ambiente. È chiaro, il WWF fa le battaglie per l'ambiente, per loro è proprio una battaglia del popolo corso, della loro cultura, di questa voglia di entrare in Europa con questa grande Corsica dentro e fuori, anche a livello politico. Loro dicono: queste carrette prima dell'86 passavano da Cagliari, chi vanno passare da Bonifacio, e allora vuol dire che Parigi ha detto: ma fateli passare, tanto chi se Corsica, se succede qualcosa a Parigi non importa, come per noi è lontana Roma, per loro è lo stesso per Parigi. Loro oggi non sono qua, però come che fossero qui vicino a noi. Ci siamo sentiti per telefono, c'è tanto vento, non è potuto succedere altro, non importa se invece di 100 o 200 barche ce n'erano 20 o 30. È importante il messaggio, la gente è con noi. Prima era solo una battaglia degli ambientalisti, poi solo dei politici, poi solo dei sindaci. Adesso è una battaglia di tutta la Sardegna e della Corsica. L'ultima cosa, dopo questa telefonata loro hanno affittato a loro spese un elicottero e in 20 minuti è arrivata qui la televisione corsa e francese e sono qui con noi. Certamente, dicevo, la giornata di oggi deve essere vista come un momento molto positivo, una battaglia vinta, e nella speranza poi di affrontare il momento finale e vincere la guerra tutta. Senta, ma in passato ci sono stati incidenti navali in questo tratto di mare tra la Sardegna e la Corsica che hanno determinato poi problemi a livello ambientale? Certo, non tutti sanno che nel 1950 una petroliera molto piccolina si è incagliata su uno scoglio foraneo di Ravezzi, si è rotta in due. Nessuno parlava di catrame, anche perché eravamo già incatramati dalla SIR di Porto Torres, che abbondantemente versava i suoi prodotti nei nostri lidi, come lo Capitano, la Petranieda, gli Arinoni. Nel 98 una granaria, nel 99 una vinaria. Hanno prodotto degli squilibri ambientali, non si pensi che il grano e il vino siano prodotti da far ridere. Le fermentazioni del grano, per esempio, hanno mandato a pancia all'aria molte spigole, i branzini, eccetera.